Segreto numero 3, che vale in realtà soprattutto se siete uno scrittore sardo e vi invitano ad un programma televisivo nazionale tipo quello della Parodi. Non proponete agli autori del programma di cucinare in diretta la zuppa gallurese. E questo segreto è quello che mi costa di più, gente, come fatiche, come dolore, amici, perché ho provato sulla mia pelle quanto possa costare non conoscere questo segreto e non comportarsi di conseguenza. Quale errore tremendo può essere andare dalla Parodi felice di essere in quel programma che tante volte hai visto in televisione e cucinare per le telecamere la zuppa gallurese. Io l'ho fatto e la mia vita non è stata più la stessa. La mia vita è tracollata, senza scampo. Cioè Marco Carta è sardo, ma di una Sardegna che secondo me non vi interessa a voi milanesi, non vi incuriosisce, non vi esalta. Quella Sardegna che dà a meno l'idea di custodire segreti inenarrabili e verità che si sono conservate intatte nello scorrere dei secoli, protette da monti impervi e vite di fatica e silenzi. Cioè quella Sardegna dove la gente il sabato sera va a mangiare sushi. La Sardegna dell'area vasta cagliaritana, quell'enorme zona urbana che abbraccia la capitale rendendola una specie di metropoli intasata di automobili parcheggiate in doppia fila davanti alle pizzerie più alla moda. Quella vasta landa perfettamente italiofona, amante dei centri commerciali e dei McDonald's, delle multisale, delle superstrade, delle palazzine non finite e delle villette con giardino. Quella brulicante zona meridionale della Sardegna dove Canale 5 è il fulcro della vita familiare, esattamente come nella provincia di Novara e di Caltanissetta. Quella immensa distesa di orrori architettonici e abusi senza rimorsi. Quel mondo così poco arcaico, etnico, puro, incontaminato. Quella terra dove se uno gira in vellutino e stivaloni da campagna fa ridere, dove non si spara dai muretti a secco e addirittura non ci sono muretti a secco, dove se entri in un bar e ti offrono un alcolico e tu dici no grazie, non posso bere, la storia finisce lì, perché nessuno ha piacere di vederti tracollare ubriaco prima che sia ora di cena, nessuno in combutta col tuo epatologo, nessuno traveste da generosità e accoglienza la maleducazione di volerti costringere a bere un bicchiere di acquardente contro la tua volontà. Quel posto dove a carnevale ci si veste da Peter Pan e Homer Simpson, si mangiano frittelle e si balla la Macarena, non si attraversa il paese in un trionfo di cupezza coperti di pelli scure e pesanti e maschere che fanno piangere i bambini. Quella vasta area urbana dove dimensione e danza non è una marca ma uno stile di vita, il regno di Marco Carta appunto. E dunque un giorno mi ha chiamato l'autore della Parodi, Benedetta Parodi, benvenuti Benedetta. Senti Soliga, cosa vorresti cucinare qui in trasmissione? E io lì ho sbarellato. Ho perso il controllo, ho deragliato dalla logica e dal buonsenso, adesso lo posso dire con assoluta certezza. Io lì ho voluto fare il brillante ed è stata la fine, perché il segreto è questo: se volete raccontare una ricetta alla televisione non scegliete una ricetta sarda e comunque non gallurese. Io lì al telefono con l'autore della Parodi, io lo sapevo cosa avrei dovuto rispondere. Pollo al curry vorrei cucinare, perché mia madre lo fa buonissimo il pollo al curry, perché pur essendo il curry una spezia indiana, il pollo al curry è uno dei pochi piatti d'eccellenza della cucina britannica, essendosi diffuso il suo consumo in tutti i territori della corona, compresi i paesi conquistati dall'esercito di Sua Maestà e per esempio tra questi l'Indonesia. E infatti mio zio di secondo grado Cesello Cosu di Utta, essendo stato in gioventù un discreto giramondo e sicuramente il più grande giramondo della mia famiglia da sempre nei secoli dei secoli, da giovane ebbe modo di conoscere una donna indonesiana e di sposarla, e questa mia zia acquisita, Nanni, ebbe modo di insegnare l'arte della preparazione del pollo al curry a mia madre, e mia madre lo ha insegnato poi a sua volta a tutte le mie zie, le loro cugine, cognate e amiche, che da allora tutte lo cucinano in modo straordinario, così che si può dire che il pollo al curry sia oggi uno dei piatti fondanti della cucina uttese e forse dell'intera valle del fiume Cicerri. E dunque questo avrei dovuto cucinare io a mia volta dalla Parodi, pollo al curry, e avrei avuto un discreto successo e sarei vissuto felice. E invece, maledetta la mia voglia di fare lo spiritoso, e invece ho detto all'autore della Parodi: preparo un bel piatto esotico, la zuppa gallurese. Perché è vero che essendo io campidanese, cioè del sud della Sardegna, a casa mia la zuppa gallurese non l'abbiamo mai preparata, mai in 38 anni che conosco mio padre e mia madre, i miei 11 zii e ancora meno quando erano vivi i nonni. E dunque sono andato a studiare la preparazione della zuppa gallurese da alcuni chef dei miei conoscenti del Nord Sardegna, nell'intero tratto di Sardegna che va da Porto Torres a Olbia. Ho chiesto, ho studiato, ho compulsato libri, interrogato anziani, e soprattutto una cosa mi è stata subito chiara e ho riferito infatti in televisione: che la zuppa gallurese, ogni paese della Gallura la cucina in modo diverso, e anzi ogni stazzo, ogni famiglia ha la sua ricetta personale, essendo peraltro un piatto povero e che dunque si preparava sostanzialmente con quello che si trovava in cucina, cosa piuttosto frequente nel passato per tutti i piatti, quando ancora non esistevano i programmi di cucina, la televisione e i libri di ricette da 2 milioni di copie, e i piatti
impegnati erano qualcosa di cangiante, fluido, influenzati dall'abbondanza o scarsità delle risorse e dall'estro delle massaie, così come sempre sono stati fluidi e cangianti la lingua nostra e i nostri costumi, qualunque cosa raccontino i musei del tipico, i menù degli agriturismo e i romanzi nostalgici. Cambiavano gli abiti delle feste, cambiavano le pronunce dei nomi col passare delle generazioni e a seconda del benessere e della miseria, dell'istruzione o dell'ignoranza. Nessuno seguiva codici immutabili e guide sacre, e così la cucina. E dunque sono andato dalla parodia e ho detto tutto questo, ma non è servito a niente. Perché da quel momento in poi, ogni giorno, anche 2 volte al giorno, c'è stato qualcuno a Sassari come ad Alghero, a Olbia come a Cagliari, ma persino a Milano e a Roma, c'è stato qualcuno che mi ha avvicinato fingendo di essere un mio lettore entusiasta e dopo qualche complimento vago e insincero mi ha detto: ah, e poi volevo dirti, la zuppa gallurese non si fa così. Oppure, ma perché sei andato dalla parodia a fare la zuppa gallurese con una ricetta ridicola? E poi ha iniziato a spiegarmi per filo e per segno come si fa la vera zuppa gallurese, e a nulla è servito che io ogni volta mi sia difeso ricordando come in trasmissione avessi specificato appunto che la zuppa gallurese ha 1000 varianti diverse da paese a paese. A Pardo usano la menta, a Telti il finocchietto, a Perchino la spianata, il sugo, a Danza che la cannella. Ma cosa? Mi hanno detto questa gente ogni volta. Ma cosa stai dicendo? La vera zuppa gallurese si fa come la faccio io. E ogni volta mi hanno recitato la loro ricetta per filo e per segno. E la cosa meravigliosa o tremenda di tutta questa storia è che ognuno di questi finti lettori che ha sentito il bisogno di raccontarmi la vera ricetta della zuppa gallurese mi ha dato una ricetta diversa, avvalorando la tesi iniziale, ma senza che questo minimamente intaccasse la sua convinzione di essere il depositario, ciascuno di essi, della vera, unica, autentica ricetta tradizionale della zuppa gallurese, l'unica, la sola. Grazie di cuore. Noi alla fine di questo pippone leggiamo però una vera ricetta sarda, perché non vorremmo che ve ne andaste pensando che io e Pasquale Posadino siamo nemici della tradizione o che non apprezziamo abbastanza l'essere sardi, i carnevali sardi. Noi amiamo molto tutto questo, anche se Pasquale a volte nei locali di Sassari per fare il fighetto con le ragazze che fanno l'Erasmus parla male della Sardegna, certo. In particolare di Nubi, però in realtà noi amiamo molto la nostra terra e anche le nostre tradizioni, le nostre ricette, anche se certo Pasquale canta in italiano, quindi... Torra. Mai una canzone per dire in sardo? No, ce l'ho in sardo, non preparato. No, ma non la fai mai perché ti vergogni delle tue adesso origini. lo faccio. No, non fa niente. No, non andiamo a fare ognuno ha il diritto di vergognarsi. Io voglio fare sempre un po', c'è sempre un po' questo patriottismo di fare le cose sarde, e lui vuole fare sempre moderno, fa il fighetto, mi dice no, ma sardo, magari sai quando sta bene. Allora oggi siamo a Nulvi, se vuoi lo faccio. Non è meglio. Ti do 10 minuti per pensare. Non è meglio che devi convincere i tuoi compaesani. Comunque va. Allora adesso noi leggiamo di solito una ricetta tipica tradizionale però di Utta, che è il mio paese, ed è l'unica vera ricetta tradizionale di Utta, quindi adesso potete anche poi prendere appunti mentre la diciamo. Prima però volevo chiedere, siccome questo povero ragazzo che studia alla scuola Holden, per quanto abbia sbagliato strada, comunque si è impegnato, studia, poi è venuto qua e sta friggendo perché non ha mai letto in pubblico, anche se il racconto è particolarmente brutto, noioso, io vi chiedo se potete applaudirlo perché è la prima volta, poi in seguito possiamo anche fischiarlo, però questa volta così lo sosteniamo. Dopo questa presentazione non leggerà mai più il pubblico. No, è importante, magari è brutto il racconto, è il primo, può essere anche bruttissimo, non fa niente, però è venuto, è Gabriele Ganà.